A pochi giorni dalla tragica scomparsa del corridore belga Wouter Weiland si festeggia e si celebra la presentazione della 60ª Coppa Giancarlo Bonecchi in ricordo di un corridore che 60 anni fa nella discesa del San Baronto perse tragicamente la vita, vale a dire Giancarlo Bonecchi. Un'occasione per ritrovarsi in vista di questo importante appuntamento per la categoria allievi, un'occasione per testimoniare ancora una volta la grande passione che muove gli sportivi dell'Unione Sportiva Giancarlo Bonecchi di Traversagna. A questo punto non ci resta che andare ad ascoltare le interviste che abbiamo realizzato in occasione di questa presentazione. Con un amico della Coppa Bonecchi, Fornaciari, che davvero questa Coppa giunta alla 60ª edizione, una bella tradizione, e non si è voluto mancare a questo appuntamento insieme agli amici della Coppa Bonecchi. Sì, sicuramente quando ci sono queste manifestazioni, questi raduni, io spero sempre di esserci e di poter essere presente, diciamo. Questo è un esempio proprio di passione e voglia di fare, perché dopo 60 anni trovarsi ancora qua, con tutti i sacrifici, i problemi che ci sono per organizzare delle attività sportive, in particolare le corse in bicicletta, bisogna fare proprio un applauso a tutti gli organizzatori, qui presente Gerardo e tutti gli appassionati, perché poi alla fine è una corsa che vive e ha bisogno di appassionati, perché i sacrifici sono tanti, dal livello economico a livello di personale, di sicurezza e compagnia varia. Un applauso veramente a loro e bisogna fare i propri complimenti se siamo arrivati a queste date, ecco. Senti, da te che sei un esperto del gelato, a questi ragazzi della categoria allievi, adesso che andiamo verso il caldo, il gelato lo possono mangiare, sì? Esperto di gelato, diciamo esperto di ciclismo, perché ho fatto per 17 anni il professorista, ora sono appena due anni, ho tanta passione che ho ritrovato nel gelato, la passione che ho lasciato nel ciclismo. Ecco, questo penso che sia il mio punto di forza. Il gelato è un alimento completo, logicamente è un alimento freddo, quindi bisogna fare un po' attenzione con le varie temperature, però insomma un buon gelato è sicuramente sempre ben gradito, via. Io non ho mai fatto a meno del gelato, anche gli ultimi anni da professionista, come il pranzo delle volte dopo una distanza 5-6 ore mangiavo una vaschettina di gelato, sempre insomma facendo attenzione. E senti, invece la salita verso Massa e Cozzile cosa te ne pare? Da fare 2 volte in questa corsa per la categoria allievi? Era impegnativa e sicuramente poi dipende anche dalla giornata, se è caldo, insomma, però sono ragazzini molto preparati, ho visto, anche le ultime corse che hanno fatto qui, sicuramente sarà una bella manifestazione, poi visto che sono circa 100 ragazzi e sarà un divertimento, via. Questa manifestazione, la 60ª Coppa Giancarlo Bonecchi, è vissuta anche grazie alla passione che aveva Moreno Luchi per questo sport. Siamo con il figlio Andrea Luchi che in questo periodo di avvicinamento ai mondiali di Firenze si sta riavvicinando anche a questo sport. Insomma, questa è una bella occasione, perché penso che questo sia lo spirito giusto di fare ciclismo. Sicuramente un in bocca al lupo e un complimento a tutti gli organizzatori della Coppa Bonecchi, che quest'anno taglia un grandissimo prestigioso traguardo, che è quello dei 60 anni, credo sia un titolo che poche corse in Toscana e anche in Italia possono fregiarsi, e quindi io sono qua in veste, appunto, come hai detto tu, anche di figlio di Moreno, che aveva lavorato molto insieme a tutti gli amici qua di Traversagna per ridare linfa e nuovo entusiasmo a una corsa che ha tanta storia, quindi in bocca al lupo a tutti, perché è una grande corsa che avrà sicuramente un bellissimo avvenire. Francesco Di Giulio, per la Banca di Credito Cooperativo della Val di Nievole, un'occasione la vostra per sposare ancora una volta il ciclismo. La vostra banca da tanto tempo è in maniera attiva accanto a questo sport, e quest'oggi per celebrare quest'unione con la Coppa Bonecchi. Sì, diciamo che la nostra banca è sempre stata molto attiva nel territorio, infatti proprio la missione della banca è proprio quella di valorizzare le risorse proprio del territorio. Questa occasione appunto rappresenta ancora una volta, diciamo, un modo per far vedere come la banca sta molto vicino al territorio e è tesa proprio a valorizzare le iniziative locali. Infatti questa Coppa Bonecchi è molto importante per la gente di Traversagna, è un'istituzione, la banca come ogni anno è sempre presente e porta sempre il suo contributo. Marco Luchi, attivo nell'organizzazione di questa 60ª edizione della Coppa Giancarlo Bonecchi, un traguardo importante, un traguardo che segna 60 anni di attività di questa manifestazione. Sì, sicuramente. Questa, voglio far presente, è una gara che non ha mai subito interruzioni. È iniziata nel 1952, pertanto non ha mai perso un anno. E questo grazie agli sportivi di Traversagna, grazie a
chi ha organizzato sempre questa gara in maniera continuativa. L'ultimo presidente prima di Gherardo è stato mio fratello, che l'ha riportata a dei livelli abbastanza alti. Quest'anno sono 60 anni di una bella gara e proprio le ultime notizie danno 85 ragazzi al via con una squadra extraregionale, pertanto direi che è già un successo, è una cosa bella veramente. Oltre ai 60 anni, il 150esimo della nostra Repubblica, pertanto è una cosa in più. Senti Marco, per le corse a cui sei vicino, quest'anno si festeggia 60 anni della Coppa Bonecchi, i 50 anni della Coppa Linari e poi il 150esimo anno dell'Unità d'Italia. Insomma, penso che dal punto di vista organizzativo stai portando avanti il duro lavoro che aveva iniziato Moreno negli ultimi anni proprio con queste due manifestazioni, a tentare di rivalorizzarle. Sicuramente. È veramente un lavoro molto impegnativo e devo ringraziare gli sportivi, gli amici sia di Traversagna che di Borgo Abbugiano che mi danno una bella mano. Traversagna abbiamo parlato ora, Borgo Abbugiano ha già a oggi 23 squadre che hanno chiesto di partecipare. C'è la nazionale russa, la nazionale australiana e la squadra belga di Musseo. Pertanto è un successo anche quello già assicurato. Siamo intorno ai 200 iscritti e credo più bella di così anche quest'anno ci sarà una variazione sul percorso, si faranno 3 giri bassi e 3 giri di salita, perché lo scorso anno sono arrivati 140 atleti all'arrivo su 200, sono un po' troppi. È bene vederli un po' più in faccia questi ragazzi e fargli fare un percorso un po' più duro. Poi volevo far notare proprio ieri e oggi 2 vincitori al Giro d'Italia, ieri Ulissi, oggi Capecchi, 2 vincitori della Coppa Linari, il primo con la maglia di campione del mondo, il secondo con la maglia di campione italiano. Credo che porti bene anche la Coppa Linari. Senti Marco, invece per la Coppa Bonecchi un percorso collaudato, un percorso che comunque vada molto impegnativo per gli atleti della categoria allievi. Sì, sicuramente 2 volte il colle, è una salita che vuol vedere in faccia i ragazzi di 16 anni, qualcuno ci batte veramente la faccia, tutte le domeniche come sai anche te, anche io sono alle gare e non è facile trovare questi percorsi e queste salite, però ci sono dei ragazzi veramente validi anche nella categoria allievi che si sanno onorare questa gara, perché ricorda Giancarlo Bonecchi, un ragazzo che è morto in gara, ricorda mio fratello, ricorda il dottor Giulio Stefanelli, che anche lui è stato un grandissimo organizzatore di questa gara fino a 2 anni fa, purtroppo anche lui è mancato, e anche Morello Bonecchi, l'altro fratello, è mancato 2 anni fa, pertanto ecco, onoreranno sicuramente questa gara anche se dura. Gherardo Giuntoli, presidente dell'Unione Sportiva Giancarlo Bonecchi, che per il 60° anno consecutivo organizza la Coppa Giancarlo Bonecchi. 60 anni di storia, quanto c'è in 60 anni di storia di una corsa che quest'anno davvero taglia questo traguardo importante? Ma io credo tanto, perché è dal 1952 che ininterrottamente questa gara viene ricordata ogni anno senza interruzioni di sosta, per ricordare questo giovane che nel 1952 a scendere il San Baronto purtroppo ebbe un tragico incidente. Quindi io ero un bambino piccolo e mi ricordo che il primo traguardo fu vinto qui proprio in piazza, qui a Traversagna, da Giorgi Franco, che avevo invitato, però non se l'è sentita di venire perché ha dei problemi anche fisici. Comunque mi ha detto di salutarci tutti e io lo ringrazio. Poi negli arco degli anni si sono succeduti i vari presidenti, che è stato Moreno Luchi, il traine degli ultimi anni, poi purtroppo anche altri consiglieri, il dottor Giulio Stefanelli, di cui stasera c'è il figlio, poi anche ultimamente un altro consigliere, Toci Ferruccio, che anche lui, e questi diciamo hanno fatto la storia veramente di questa corsa che ha raggiunto il traguardo dei 60 anni. Senti, un percorso, lo dicevamo anche con Marco Luchi, collaudato, con 2 scalate verso il colle e 2 salite impegnative, e lo scorso anno il successo
di Malchini, che poi fu campione toscano della categoria, con il bellissimo piazzamento anche di Umberto Orsini. Quest'anno sicuramente credo che, come è successo poi negli ultimi anni e in tutti gli anni della Coppa Bonecchi, il vincitore saprà essere uno di grande spessore. Sì, penso proprio di sì, perché il percorso per la categoria allievi non è dei più facili, è un percorso impegnativo, perché ci sono da affrontare 2 volte la salita del Colle di Buggiano, e quindi per questi ragazzi è un percorso abbastanza emerge chi veramente ha delle qualità. Ora, quest'anno noi abbiamo già attualmente iscritti un buonissimo numero di partenti, siamo già oltre 90, c'è anche una squadra di extraregionali, quindi i presupposti sono tutti perché la corsa riesca nel miglior modo possibile. Io vorrei a questo punto ringraziare a nome del Consiglio sia tutti gli sponsor che ci danno una mano tutti gli anni, la banca del credito cooperativo, il Comune di Massa che stasera non è potuto essere presente, e poi tantissimi altri amici che disinteressatamente vedono una grande passione che abbiamo e tutti gli anni ci danno una mano per il raggiungimento di un sempre miglior traguardo di questa manifestazione. Appuntamento 5 giugno 2011 sulle strade di Traversagna per la 60ª edizione della Coppa Giancarlo Bonecchi. A questo punto Benissimo, io do appuntamento a tutti domenica 5 giugno alle ore 10 la mattina. Troverete a Traversagna un buonissimo lotto di partenti e quindi auguro a tutti una buona serata. Grazie. No te pongas